Oggi è una giornata speciale perché finalmente si passa dalla teoria, dalla legislazione alla pratica. È una settimana impegnativa, ricca di eventi, con una materia unica, una materia vasta, una materia nuova, una materia a cui io con tutti gli uffici che ringrazio abbiamo voluto sponsorizzare e credere. Cioè si parla di lingua sarda, si parla di gallurese, di tabarchino, di sassarese, di catalano, però cosa si fa in pratica? Noi abbiamo fatto tanto. Siamo arrivati a capire che l'identità di un popolo passa attraverso la lingua. Non esiste un popolo senza lingua, non esiste una lingua senza popolo. Però ci siamo spinti oltre. Abbiamo iniziato a insegnare il sardo, il gallurese, il tabarchino ed altro nelle scuole, non più fatto da qualche dopolavorista che per favore veniva, ma da persone con la qualifica che abbiamo istruito noi. Abbiamo aperto gli sportelli linguistici nei comuni, a disposizione di tutti i cittadini. Andiamo sui media, quindi sui giornali, sulle televisioni, sulle radio, con programmi in sardo. Per sardo io intendo sempre tutte le lingue minoritarie. Arriveremo a fare una proposta più provocatoria, che è quella di avere il bilinguismo, che ci venga riconosciuto, perché l'identità di un popolo passa attraverso la lingua. Prima ho parlato del concetto di etnos, quindi fattezze somatiche, occhi, capelli, eccetera, che è quella è la parte fisica, ma l'etnos è un popolo per la cultura, per la storia, per l'enogastronomia, per la poesia, per i canti, ma soprattutto per la lingua. Io che sono tempiese, per esempio, devo parlare la lingua gallurese quando esco di casa, la parlo con più naturalezza perché funziona così, quindi se io comunico in questo modo, perché devo essere obbligato a parlare in italiano e non mi è riconosciuta un bilinguismo dove io posso anche andare in un ente pubblico e parlare la mia lingua? Oltre ai vantaggi della specialità, perché poi le barzellette si raccontano in lingua, e quando le battute colorite si fanno in gallurese o in sardo. Tutti noi abbiamo un modo di parlare, di esprimerci, anche gli stessi idiomi, la pronuncia diventa diversa se si dice con la lingua che noi parliamo ogni anno. E poi sarebbe ora di insegnare anche la storia della Sardegna nelle scuole. A me mi hanno insegnato il re di Roma, Carlo Magno, la rivoluzione francese, non facevamo manco in tempo arrivare alla seconda guerra mondiale che era finito l'anno, ma nessuno mi ha parlato dei nuraghe, di chi viveva nei nuraghe, di qual era la cultura, delle domo degli Anas, di quella storia misteriosa ed ancestrale della Sardegna. Questo sarebbe interessante. E se questo lo insegnassimo a ciascuno nella propria lingua, cioè in gallura e in gallurese, a Urune in sardo, a Carloforte in tabarchino, ad Alghero in catalano, sarebbe molto più interessante per i ragazzi perché li sentirebbero più a loro agio e comunque non penserebbero di parlare una lingua sbagliata, perché chi parla in dialetto finora è considerato uno che non sa parlare l'italiano e quindi ignorante. Tutte e due le cose, sardo, italiano e inglese. Questo è il ragazzo del 2020.